Buonasera e buona domenica dalla redazione del TG10 in apertura di questa edizione del nostro TG, gli aggiornamenti sul coronavirus con il consueto bollettino della Regione Calabria. Nelle ultime 24 ore registrati 340 nuovi positivi. Sono 340 i nuovi casi di coronavirus registrati in Calabria nelle ultime 24 ore. In un giorno effettuati 2.922 tamponi. È il Cosentino l'area dove si registrano più contagi. Nel dettaglio, i casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 131, Catanzaro 27, Crotone 85, Vibo Valencia 44, Reggio Calabria 53. Sono 390 i pazienti ricoverati in reparto, 32 i degenti in terapia intensiva, 4 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, che portano il totale delle vittime a 343 dall'inizio della pandemia. Circa 3.000 dosi del nuovo vaccino anti-Covid potrebbero essere conservate nei frigoriferi del Centro di Biotecnologie di Aprigliano, che vi abbiamo mostrato in esclusiva nel nostro TG. In queste ore Regione, Protezione Civile e il commissario per l'emergenza Arcuri stanno lavorando per individuare i centri di stoccaggio in ogni provincia calabrese. Potranno essere conservati in questi frigoriferi i vaccini anti-Covid attesi per gennaio in Calabria. Ve li abbiamo mostrati in esclusiva nel nostro TG. Si trovano nel Centro di Biotecnologie di Aprigliano. Siamo in provincia di Cosenza. -80, come vedete, le temperature da brivido necessarie per la conservazione delle fiale, vera e propria arma per combattere la pandemia. Alla nostra regione di dosi ne toccheranno almeno all'inizio 33.000 destinate agli operatori sanitari. Il piano, a cui stanno lavorando in queste ore la Protezione Civile e la Regione Calabria d'intesa con il commissario per l'emergenza nazionale Domenico Arcuri, prevede l'individuazione di un centro di stoccaggio per il vaccino anti-Covid in ogni provincia. Lo stabile di Aprigliano per il territorio Bruzio si candida ad essere uno dei punti di riferimento, in quanto di frigoriferi adatti all'operazione ne possiede ben 4, acquistati con fondi provenienti dalla ricerca AIL e oggi a disposizione dell'azienda sanitaria e ospedaliera. I frigoriferi, la cui capienza sarebbe di circa 3.000 fiale, sono funzionanti e vuoti, come questo pozzetto che vi mostriamo, ma apparecchiature così importanti hanno bisogno di manutenzione. Solo su alcuni, però, l'azienda sanitaria provinciale nei giorni scorsi ha effettuato i controlli. La domanda è: se dovesse essere necessario utilizzarli tutti, che si fa? Intanto una parte dei locali è utilizzata come deposito per i tamponi in attesa di essere processati, come testimoniano i bustoni chiusi nel frigo, appositamente collocato qui dall'ASP, la cui temperatura richiesta è -20. La Regione Calabria ha revocato le zone rosse in 3 comuni e l'ordinanza firmata dal presidente facente funzione Nino Spirlì. Da oggi 3 comuni, Cardeto nel Reggino, Pallagorio nel Crotonese e San Costantino Calabro nel Vibonese, non sono più zona rossa. Lo ha deciso la Regione Calabria con una ordinanza firmata dal presidente facente funzioni Nino Spirlì. In sostanza la cittadella regionale ha recepito il nuovo DPCM firmato dal presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, revocando le zone rosse in 3 comuni. Il provvedimento dispone inoltre la proroga dell'efficacia di quanto disposto in precedenti ordinanze, esattamente la numero 82 e 88, riguardo la sospensione dei ricoveri in elezione e quindi non differibili all'interno di strutture ospedaliere pubbliche sia di area medica che di area chirurgica, compresi quelli in intramenia. Previsto infine a carico dei dipartimenti delle aziende sanitarie provinciali e di tutte le strutture territoriali ospedaliere interessate al processo diagnostico, di sorveglianza e cura e di contact tracing di Covid-19 il quotidiano utilizzo della piattaforma di monitoraggio integrato gestita dall'Istituto Superiore di Sanità e della piattaforma di reportistica regionale gestita dalla Protezione Civile, facendo obbligo del caricamento giornaliero dei dati Covid-19 in linea con quanto previsto dal sistema di monitoraggio nazionale.
A causa dell'emergenza Covid, le persone ricoverate nelle strutture sanitarie non possono ricevere visite. A Laurignano però è stata allestita all'interno della casa di cura Madonna della Catena la stanza degli abbracci, un angolo speciale dove i degenti possono incontrare i loro familiari. Ecco la stanza degli abbracci realizzata nella casa di cura Madonna della Catena di Laurignano, uno spazio dove i pazienti possono incontrare i loro familiari dopo mesi di lontananza, come questa donna a 80 anni e grazie all'iniziativa ha potuto riabbracciare il figlio. È un qualcosa di straordinario, è bello, sembra normale, ma in questo periodo è molto importante. Lei non la vedeva? No, ci vedevamo solo con videochiamate da parte della struttura e quindi rivederla invece adesso, anche se c'è questa protezione, ma comunque la rivedo di persona dopo parecchi mesi. Anche quest'uomo, dopo mesi, è riuscito a vedere ed abbracciare la mamma ricoverata nella struttura. È una grandissima emozione, la dovevo vedere dal 13 ottobre, quindi è stato emozionante. Giorno e notte a casa non abbiamo dormito, dalla tensione non abbiamo dormito, che ci sono state le preoccupazioni, quindi diciamo è stato bello. Un grazie ancora a tutti quanti, il personale, ripeto, tutti quanti, persone veramente fantastiche. Un'esperienza importante per voi operatori, per i pazienti, per i familiari? Assolutamente sì, a un certo punto ci siamo resi conto con il supporto dell'azienda che era necessario ridare un po' quelli che erano gli affetti che purtroppo in questi mesi sono venuti a mancare, l'aspetto umano, psicologico, i sentimenti, le emozioni, la disperazione anche di questi pazienti che si ritrovano qui ad affrontare un percorso riabilitativo che però ahimè sono costretti a stare lontani dai propri affetti. Sì, faccio parte di un team in cui ci sono diverse figure sanitarie, dagli educatori, assistenti sociali, medici, OSSI, infermieri, dove tutti abbiamo dato il nostro apporto e ci siamo un po' svestiti anche del ruolo, cercando di fare il più possibile, a volte anche cercando di assumere il ruolo del familiare, che per quanto difficile però abbiamo provato a farlo. Ed è chiaro che questa iniziativa ridà la possibilità ai familiari e soprattutto ai nostri pazienti di toccare un pochino più da vicino quelli che sono gli affetti, quelle che sono i sentimenti e le emozioni vere che lasciamo ognuno di noi a casa, che in questo periodo purtroppo diventano un bene importante, un bene ricercato da parte di tutti noi. La cronaca, torniamo ad occuparci della cattura di Rosario Pugliese alias Cassarola, ricercato nell'ambito della maxi inchiesta Rinascita Scott, un personaggio di spicco nel panorama criminale vibonese. Il latitante non aveva lasciato il suo territorio. Durante la latitanza non si era allontanato dal suo territorio Rosario Pugliese alias Cassarola, ammanettato dai carabinieri a Bivona, dove ha goduto della rete di protezione della famiglia e dei suoi più stretti sodali. Ricercato dal 19 dicembre del 2019, giorno in cui è scattato il blitz Rinascita Scott, probabilmente Cassarola non si nascondeva solo alle forze dell'ordine. Alcuni collaboratori di giustizia infatti hanno raccontato agli inquirenti il piano dei clan avversari per eliminare proprio Rosario Pugliese. Stava dunque per scatenarsi una nuova sanguinosa guerra di mafia che gli arresti dell'inchiesta Rinascita Scott hanno fermato. Rosario Pugliese è considerato un personaggio di spicco nel panorama criminale vibonese. Al momento dell'arresto non aveva con sé alcun dispositivo telefonico, allo scopo di non farsi intercettare. Nella sua disponibilità sono stati trovati 2.000 euro in contanti. È importante la cattura di questo latitante, intanto era un promotore dell'associazione delinquere, intanto la riprova che chi è imputato, chi è indagato o imputato di associazione di questo mafioso trascorre la latitanza sempre sul tuo territorio, perché un mafioso, un capomafia deve stare sul territorio perché è una forma di esternazione del potere, a differenza di un latitante per associazione di traffico stupefacenti che può tranquillamente vivere in Europa o in Sud America, anzi facilita la sua attività, ma un latitante per mafia deve per forza di cose stare sul territorio, non può mancare per lunghi periodi, altrimenti perde la leadership. Voltiamo pagina, saranno pagati gli stipendi per i forestali calabresi. A dare la buona notizia l'assessore al welfare della Regione Calabria Gianluca Gallo. Nei giorni scorsi la Regione ha interpellato sulla vertenza il ministro Bellanova.
C'è un'avvertenza che va avanti da mesi, quella dei forestali, un settore definito strategico e al tempo stesso con gravi criticità. In queste ore la svolta è la buona notizia per tanti addetti del settore. A fine anno riusciamo a pagare gli stipendi a tutti i forestali calabresi, grazie anche all'intervento dell'INPS che ci ha garantito l'anticipo della mensilità di novembre, forse anche quella di dicembre. Con le risorse che avevamo a disposizione riusciamo a pagare nei prossimi giorni lo stipendio del mese di ottobre, lo stipendio del mese di novembre con l'anticipazione INPS con il 20% a carico della Regione e anche la 13ª. Speriamo di riuscire anche entro la fine dell'anno a pagare il mese di dicembre. È stato un durissimo lavoro, devo ringraziare il Dipartimento Agricoltura con l'UA Forestazione e devo ringraziare il commissario il neocommissario di Calabria Verde, dottore Oliva, per l'impegno profuso per arrivare a questo importantissimo risultato. Nei giorni scorsi la Regione aveva interpellato il Governo, in particolare il Ministro per l'Agricoltura. Il Ministro Bellanova ha accolto la nostra richiesta di ulteriori risorse da parte del Governo centrale. Come è noto, il contributo per la forestazione calabrese per l'anno 2020 è stato tagliato di 40 milioni di euro dal Governo centrale nella legge di stabilità. Per il 2021 abbiamo chiesto il ripristino di questo contributo a 130 milioni di euro. Il Ministro Bellanova, con una nota indirizzata ai Ministri Gualtieri e Boccia, ha accolto la nostra richiesta. Speriamo che il Parlamento faccia altrettanto nella legge di stabilità, ripristinando il contributo per questo importantissimo settore che per noi è strategico. La pagina del maltempo, temporali e forti raffiche di vento in varie zone della Calabria, la situazione più critica nel Reggino. Mareggiate, piogge, forti raffiche di vento e temperature in calo. La Calabria sferzata dal maltempo. Confermate le previsioni per la giornata di allerta arancione diramata dalla Protezione Civile. Molti sindaci raccomandano alla cittadinanza di non uscire di casa se non strettamente necessario, di evitare i sottopassi e di abbandonare i piani seminterrati se situati in zone a ridosso di fiumi o torrenti. La situazione più critica a Reggio Calabria. Mare in tempesta, temporali, strade allagate e vento forte che ha danneggiato anche la copertura di alcune case. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. Questa è la situazione in contrada Cafari, quartiere Arangea di Reggio Calabria. Come l'ondata di maltempo che ha colpito la città dello Stretto alcuni giorni fa, anche questa volta allagamenti e disagi si sono verificati nelle stesse zone. I punti critici sono la zona di Viale Aldo Moro, contrada Cafari ad Arangea e San Leo. Il comune di Reggio Calabria ha disposto la chiusura della villa comunale per il rischio della caduta di alberi. Ci spostiamo a Catanzaro per un prestigioso riconoscimento ricevuto dall'unità operativa di cardiologia del Policlinico Universitario Magna Grecia diretto dal professore Indolfi. La medaglia d'argento a livello nazionale per il trattamento dell'infarto miocardico acuto. Un riconoscimento prestigioso per la cardiologia del Policlinico Universitario di Catanzaro, al secondo posto in Italia per il trattamento dell'infarto acuto. Davanti sul primo gradino il Policlinico Sant'Orsola di Bologna, che a livello nazionale risulta un'eccellenza per il trattamento dell'infarto miocardo acuto. Dunque un ottimo risultato per la sanità alle nostre latitudini e in particolare per l'unità diretta dal professor Ciro Indolfi. È una buona notizia, una notizia che di questi tempi fa piacere, soprattutto dopo tutte le notizie negative che abbiamo sentito. Il programma Agenas del programma nazionale esiti è un programma del Ministero della Salute che valuta i centri sulla base della qualità e del numero di prestazioni. Ebbene, in Italia, di questo sono molto orgoglioso, il Policlinico, la cardiologia di Germaneto è al secondo posto dopo il Policlinico di Bologna. Un risultato molto ambizioso e anche un grande riconoscimento di quello che abbiamo fatto in questi anni. Ostinazione e impegno hanno ripagato la cardiologia del campus, che è stato il primo centro pubblico a portare in Calabria il trattamento dell'infarto con lo stent. Tutti gli operatori sanitari
che operano in Calabria sanno quanto è difficile in questa regione per vari motivi ottenere dei buoni risultati. E la ricetta è sempre la stessa: impegno totale e dedizione a quello che è il nostro lavoro e quello che è la diagnosi e la terapia. Noi abbiamo effettuato più di 35.000 interventi, un numero enorme che in una regione come la nostra, dove molti pazienti vanno nei centri del nord o del sud, è un grande risultato. Cioè poter oggi dire che tantissimi calabresi possono curarsi qui in Calabria senza la necessità di dover andare nei centri del nord o nelle altre regioni, secondo me è un grande risultato. Lo sport, parliamo di calcio. La Regina al Granillo batte il Brescia 2-1 dopo 4 sconfitte consecutive e gli Amaranto ritrovano la strada per il successo. Torna al successo la Regina dopo 2 mesi di digiuno e contro il Brescia al Granillo si getta alle spalle il periodo no. La squadra di Lopez arriva in Calabria con tante defezioni dopo un primo tempo contratto con entrambe le squadre timorose nel proporsi in avanti. Succede tutto nella ripresa. Dopo pochi minuti sono i padroni di casa a sbloccare il risultato con un'azione manovrata e grazie al colpo di testa di Krisetig servito da Bellomo. La squadra di Toscano, galvanizzata dal vantaggio, trova subito il raddoppio grazie ad un ritrovato Denis che su punizione prima colpisce il palo e poi il suo tiro si insacca in rete. L'estremo bresciano non può nulla e il match scivola via con gli Amaranto in doppio vantaggio. Al 59esimo però le rondinelle accorciano il risultato con Ragusa che da distanza ravvicinata supera Plizzari. I lombardi allora provano a raddrizzare il risultato e sfiorano il pari. Complice un'incertezza dell'estremo Amaranto. Mister Toscano recrimina su qualche situazione dubbia e il direttore di gara dopo l'ammonizione lo manda anticipatamente negli spogliatoi, ma alla fine è la Regina ad avere la meglio e a raggiungere quota 10 in classifica. Il meteo in chiusura. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Una perturbazione nord-atlantica sta per entrare nel cuore del Mediterraneo, apportando un imminente sensibile peggioramento delle condizioni meteo anche sulla Calabria. Dalla seconda parte di domenica giungerà un calo termico generale con precipitazioni nevose sui rilievi di Pollino e Sila. Domani nuvoloso o molto nuvoloso su Cosentino Tirrenico ed interno e su Catanzarese Tirrenico con piogge e rovesci sparsi. Nevicate sui rilievi di Pollino, Orso Marso, cime più alte della catena costiera e Sila a quote intorno a 1300 metri. Parzialmente nuvoloso su Cosentino Ionico, Alto Crotonese, Catanzarese Ionico e Vibonese con locali addensamenti associati a deboli piogge. Generalmente poco nuvoloso su Basso Crotonese e Reggino con qualche nuvola in più sull'Aspromonte ma senza fenomeni di rilievo. Temperature stazionarie o in locale ulteriore diminuzione. Domani venti moderati dai quadranti occidentali ovunque, con mari generalmente molto mossi. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata e arrivederci.